Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si parte con la prima corsa di questa riunione autunnale e invernale. Si ritorna all'Arcoveggio con i puledri: 1 Ice Fior, 2 Impeto Grim, 3 Ippocampo Rec, 4 Idolo Benal, 5 Yankee Pan, 6 Indian Fire VF. Parte piano Idolo Benal, si ritrae dal 6 anche Indian Fire VF e si parte con veloce Impeto Grim che scavalca Ice Fior, all'esterno Yankee Pan che prova a puntare in avanti all'imbocco della prima piegata. Yankee Pan che insiste su Impeto Grim, il quale mantiene la figura all'interno, però Yankee Pan continua nella sua progressione e alla fine passa a condurre dopo 200 metri di corsa passati in 15. E così fila indiana, dopo 300 di corsa, Yankee Pan in vantaggio nei confronti di Impeto Grim, la terza posizione per Ice Fior, poi Ippocampo Rec che precede Indian Fire VF, il quale si scopre, e quindi alla retroguardia Idolo Benal. 31,3 per i primi 400 di corsa e Indian Fire VF avanza allo scoperto. Trova l'anticipo secco da parte di Impeto Grim che va all'esterno di Yankee Pan e passa all'attacco. E così sotto alle tribune Impeto Grim passa a condurre nei confronti di Yankee Pan. Al largo Indian Fire VF, poi Ice Fior, 800 metri in 1-2 e mezzo. Si va sulla curva di destra con Impeto Grim al comando, di fuori Indian Fire VF, in corda Yankee Pan, poi Ice Fior. Siamo nei pressi del primo chilometro, con Impeto Grim in vantaggio e Indian Fire VF che attacca al suo esterno 1,17,8 i 1000 metri iniziali, con Impeto Grim che respinge il tentativo di Indian Fire VF. Si ingamba ora Ice Fior che va all'esterno. Impeto Grim in vantaggio, Indian Fire tra i cavalli, Ice Fior in terza ruota, 15,4 la retta di là, 1,33,2 3/4 di miglio. Impeto Grim è in vantaggio, Indian Fire che prova a ritornare sul passo. Rimane in terza corsia Ice Fior che si deconcentra un po' all'ingresso della dirittura d'arrivo. Impeto Grim si difende, Indian Fire attacca, Ice Fior cerca di riorganizzarsi, insiste Indian Fire, Ice Fior in mezzo alla pista, lo scatto di Ice Fior, passa Indian Fire, Ice Fior al largo di tutti, Ice Fior passa e viene a vincere nei confronti di Indian Fire VF al terzo Impeto Grim. 1,17,5 ragguaglio cronometrico, 36 per gli ultimi 4. C'è 1,1 abbondante per gli ultimi 800. Il successo di Ice Fior, un figlio di Victor Joe e Authority Wise. Carmine Piscoglio all'interpretazione per la società di allenamento di Mario Naticchi, i colori del signor Vincenzo Ruotolo. Successo al debutto per il numero 1 dello schieramento, Ice Fior.